La Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore è un'istituzione che non solo studia l'artista, la sua fama e ciò che ha prodotto, ma soprattutto si occupa del territorio, cioè del suo Cadore. E come ci si può occupare del Cadore se non affrontando il problema contemporaneo della montagna? Ed è una montagna che è purtroppo in abbandono, e quindi abbiamo messo in piedi una serie di progetti che devono contrastare l'abbandono delle terre alte. E come lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto servendoci delle massime professionalità, e cioè dell'architetto Antonio De Rossi del Politecnico di Torino, specialista nella rigenerazione dei borghi montani, e poi rivolgendoci ai giovani. Stiamo facendo una bellissima esperienza di lavoro con studentesse del liceo artistico di Padova e stiamo provando a fare un lavoro di immaginazione di come potrebbe essere appunto Montericco, il Forte, attraverso un lavoro di interpretazione appunto artistica. È un progetto che veramente aiuta a fare lavoro di squadra, perché ti ritrovi ovviamente con 10 persone a dover convivere in un appartamento, e quindi in un certo senso si instaura anche un rapporto di convivenza. La cosa più piacevole è stata non solo i risultati e lo stare insieme a queste ragazze così giovani, ma anche stare in un luogo bello. È molto importante secondo me stare a contatto con la natura in questo tempo, perché ormai siamo sempre legati molto alla tecnologia, e questo è un modo per poter rimanere legati al nostro mondo, a quello che ci circonda. Montericco ha delle straordinarie opportunità, è un luogo abitato fin dall'antichità, dal Neolitico, ci sono memorie storiche davvero straordinarie. Ma oggi la cosa che a noi interessa molto è quella di trasformare appunto Montericco e anche l'abitato di Pieve in uno straordinario, crediamo importante, laboratorio per attività per i giovani, per gli adolescenti, per l'infanzia, perché crediamo che oggi ci siano pochi progetti dedicati appunto all'adolescenza, alla gioventù, all'infanzia, e questo può diventare un bellissimo, importante focus delle progettualità di valorizzazione e di rigenerazione di un luogo appunto come Pieve di Cadore. È un posto comunque che secondo me è una sottospecie di ritiro spirituale per artisti, perché comunque sembra di essere in un luogo magico, non ritrovi niente che ricorda la città trafficata e anche rumorosa, anzi è anche un modo per ascoltarsi molto di più. Riesce a stimolare, a costruire dei laboratori dove ci si sente un po' non in una periferia, in un luogo di periferia, ma quasi in un luogo di attività culturale di una grande città. Ed è una bellissima esperienza anche per noi artisti, per stare in gruppo, per creare nuove idee e per poter collaborare nel mondo del lavoro, ma anche nella vita stessa. I giovani devono essere i destinatari del nostro messaggio, che è un messaggio che deve portare formazione, conoscenza, ma soprattutto far scoprire ai più giovani l'identità del proprio luogo. L'importanza di questo progetto di rigenerazione culturale per Pieve è il fatto che verranno effettuati dei laboratori formativi per i ragazzi, cioè saranno coinvolti i ragazzi dai 6 ai 14 anni, che potranno sperimentare le tecniche recitative, la musicalità, la realizzazione di strumenti musicali, e soprattutto impareranno a conoscere il proprio territorio, quindi gli spazi del Montericco, del Forte, del Roccolo, e rafforzeranno così la loro identità culturale nel territorio. La cosa che trovo più interessante in assoluto è stata la disponibilità e il desiderio della Fondazione Tiziano e del Comune di Pieve di coinvolgere ragazzi e ragazze, in questo caso giovani,
in questo progetto, perché raramente si trovano progetti in cui i giovani vengono coinvolti. Le letture saranno ovviamente collegate a dei personaggi del Cadore, alla natura, all'architettura e quindi ci sarà tutta una sinergia tra lettura, musica, suono, percussioni e le voci e i corpi. Usare la mia esperienza per trasformare in realtà quelli che sono i progetti dei ragazzi giovani, che sono straricchi di idee e di energia, mancano logicamente di esperienza. Ecco, io compenso questo lato, ma tutto il resto lo lascio fare a loro perché lo meritano ed è dovuto. Questo tipo di progetto come Ricamo è preziosissimo per realtà come Pieve, perché mirano a rivitalizzare luoghi e quindi spazi e a portare le persone in questi spazi. La Fondazione Cari Verona è da anni che è particolarmente sensibile a tematiche culturali e collegate all'ambiente, alla rigenerazione dei luoghi anche storici del territorio, e qui in Cadore la Fondazione Tiziano e Cadore è stata capace di confezionare un progetto che va proprio in quella direzione, coniugare la storia di un luogo che è collocato però in un ambiente straordinario e far sì che venga usufruito dalle giovani generazioni attraverso l'arte contemporanea, che è un'arte che dialoga, che interroga, che permette di coniugare il territorio alle problematiche di quel territorio, l'ambiente alla tutela dell'ambiente e la storia alla conservazione, alla preservazione della storia, per guardare a un futuro possibilmente più positivo. Io mi congratulo con gli organizzatori, i pensatori, gli ideatori di questo progetto e mi auguro fortemente che ce ne siano di progetti simili nel futuro per davvero il bene di Pieve e soprattutto le prospettive di questo paese.